Benvenuti alla nostra residenza La Dolce Vita. Siamo a Tellaro e come posizione siamo in maniera molto strategica. Vi spiego perché. Perché potete raggiungere la spiaggetta di Tellaro in 2-3 minuti a piedi. Qui abbiamo la spiaggia di Fiascherino e l'Erici a circa 10-15 minuti. Voglio spiegarvi prima chi è il cliente ideale per questa nostra residenza. Sono due target di clienti che secondo me potrebbero essere ideali per questo. O un investitore che cerca una bella residenza da mettere a reddito. Qui sotto abbiamo anche alberghi, ristoranti, servizi, quindi è molto servita come zona. Abbiamo un garage e un posto auto che poi vi faremo vedere, che non è male avere un posto auto, è fondamentale qui a Tellaro. Oppure il nostro alto target di clienti potrebbero essere appunto, potresti essere te, quindi una persona che cerca una bella residenza per godersi le vacanze con la famiglia, per poter stare con gli amici e godere di questa vista fantastica che solo da questa posizione di Tellaro si riesce ad avere. Ora ti chiedo di seguirmi, vieni con me così ti faccio vedere l'interno del nostro immobile. Qui vedete abbiamo questo piccolo balcone dove comunque un tavolo per mangiare fuori ci sta. Venite con me. Allora, la caratteristica fondamentale è questa zona open space che come vedete è stata arredata anche con gusto. Qui dobbiamo fare i complimenti al proprietario perché è stato assistito ma ci ha messo del suo, quindi ha fatto un ottimo lavoro. Comunque la zona giorno ha l'angolo cottura qua dietro che ora vi faccio vedere, che rimane nascosto ma aperto comunque sulla zona giorno. La posizione del tavolo proprio davanti alla finestra dove si vede il mare e quindi voi immaginatevi qui una colazione davanti alla Palmaria, il Tino e il canale di Porto Venere che insomma non ha prezzo. Poi venite da questa parte, vi voglio far vedere quindi da dove poi è il nostro ingresso dell'immobile. Abbiamo il corridoio centrale che però è stato aperto, quindi qui avete le due aperture che danno sulla zona giorno. E questa zona è una zona, chiamiamola un po' free, nel senso che è sempre una zona giorno studio che se uno vuole può chiudere la porta, che ha una porta scorrevole, può diventare un'altra camera per eventualmente gli ospiti, soprattutto perché anche da questa parte abbiamo la nostra terrazzina, come vedete, e abbiamo un'ottima vista. Quindi immaginatevi voi di stare lì sdraiati a leggergli un libro e vi vedete anche sempre la fantastica isoletta del Tino. Poi andiamo nella zona notte, quindi vi porto di nuovo nell'ingresso e abbiamo la nostra camera matrimoniale che affaccia sulla parte interna, quindi la camera matrimoniale non è grandissima, ve lo dico chiaramente, perché è una casa che è stata strutturata più come una seconda casa che come una casa principale, ma che comunque ha il suo spazio. Infatti l'altra stanza può essere utilizzata o come camera per gli ospiti o come zona appunto armadi, zona living da questo punto di vista. La caratteristica è che questa camera affacciando sulla zona retrostante dove ci sono tutti dei olivi, è una zona molto fresca, d'estate non è calda, mentre la parte davanti che prende il sole tutto il giorno è la parte più bella dove godersi le nostre giornate, serate e prenderci un bel aperitivo. Poi una cosa importante, abbiamo due bagni. Questo è il bagno principale che ora vi faccio vedere, che ha appunto questa bellissima doccia, e l'altro bagno di servizio che poi vedrete poi nelle immagini, ve lo faremo vedere. Bene, per concludere adesso vi faccio salutare anche da Alessandra che ci ha raggiunto, ci ha dato una mano a preparare e allestire la casa, e quindi dalla residenza della Dolce Vita vi volevamo salutare, quindi anche Alessandra vi saluta e vi augura un innamoramento di Ecco, a questo prima vista immobile. come è capitato a noi di questo immobile. Bene, ci vediamo presto.